Per capire quale strada imboccare occorre sapere bene da dove si parte. Per questo, alla vigilia del raduno delle confraternite della diocesi di Chiavari, che ha celebrato il 25° anniversario dalla costituzione del priorato diocesano, un convegno pubblico ha descritto la storia di queste formazioni sociali e religiose che anche nel Levante della Liguria comparvero intorno al 1200. Uno dei primi luoghi che videro fiorire le confraternite nel Tigullio fu proprio la chiesa di San Francesco. È la prima di questo territorio che porta la cultura dei laici che partecipano attivamente alla vita della Chiesa. Non erano ancora strutturate come adesso, ma le ritualità che praticavano erano quelle proprio della Chiesa di questo periodo, le sacre rappresentazioni, le processioni. Ecco, da qui comprendiamo i Cristi, le casse processionali. Il crocifisso processionale è il segno della plurisecolare tradizione delle confraternite nel territorio del Levante della Liguria. Alla vigilia del raduno che ha celebrato i 25 anni dall'istituzione del priorato, il prologo ideale è stato presentare il restauro di una di queste opere d'arte, custodita nell'oratorio di San Bernardo a Santa Margherita Ligure. Le restauratrici hanno prima pulito tutta la parte argentea della croce, che è la parte più recente, mentre la figura, che sembra addirittura cinquecentesca, è stata probabilmente riutilizzata smontandola da un'altra croce, probabilmente danneggiata. Ecco. Le braccia erano completamente rotte, in più pezzi, e molte delle dita delle mani mancavano, e in più la figura del Cristo era ricoperta da 2 ridipinture complete. Tutto questo dice molto di un'altra funzione preziosa delle confraternite, oltre a quella legata alla fede e alla solidarietà: custodire un patrimonio artistico, ma anche di civiltà, opere d'arte, canti, strumenti musicali e più in generale la tradizione. Le confraternite dunque custodi di un patrimonio per non disperdere la storia collettiva. Conservano a livello diacronico attraverso il tempo un grandissimo valore di civiltà. È della nostra missione, ognuno per il proprio punto di vista, il proprio carisma, quindi la soprintendenza, perché al Ministero della Cultura compete la tutela, ma anche comunque le diocesi e in questo caso specifico quindi le confraternite, dove veramente si riscontra una consapevolezza, un amore notevole, ecco, per questi beni. Quindi il poterli conservare.